Legati Gerusalemme e voi tutti che l'amate, riunitevi, esultate, gioite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Buona domenica a tutti quanti, tutti coloro che sono oggi uniti con me a celebrare questa liturgia in questo santuario, uniti spiritualmente nella comunione della Chiesa, uniti pur nella distanza a causa di quanto stiamo vivendo in questo tempo, uniti oltre questa distanza perché è lo Spirito del Signore che ci lega. Allora un caro saluto a tutti voi quanti a casa partecipate, condividete questo momento importante di preghiera, di ascolto della parola di Dio, di opportunità di conversione. Il mio primo pensiero va a chi oggi soffre nel corpo e nello spirito per i dolori causati dalla virulenza di questa epidemia. Pensiamo alla perdita irreparabile dei propri cari, pensiamo alle malattie nelle diverse condizioni in cui vengono a proporsi, la privazione degli affetti, la socialità, con tutto ciò che si comporta, sia quella di natura economica, il lavoro, o la socialità semplicemente ricreativa. Il mio saluto, con l'immagine della Madonna d'aiuto alle mie spalle, giunga a tutti voi. Siamo chiamati oggi a vedere ogni cosa con uno sguardo comunque nuovo. È un tempo di prova, è il tempo di prova, guida, conduce alla ricerca della luce che è sempre novità. Allora siamo chiamati a guardare ogni cosa con lo sguardo della fede. Il miracolo del sordomuto, il miracolo, scusatemi, del cieco nato. Questo miracolo che ascolteremo dal Vangelo ci condurrà proprio alla ricerca di questa luce ben più profonda. Siamo qui a invocare l'intercessione della Madonna d'aiuto, così come nel lontano 1836 e anche nel 1916, secondo quella che è la devozione di questo luogo, ha fermato una devastante epidemia di colera, anzi in 2 ripetute occasioni. Siamo qui a rivolgerci alla Madonna d'aiuto, a rinnovare il nostro voto, quel voto che ha il suo momento più solenne l'8 di settembre, ma è un voto ancora più antico, va oltre il colera del 1876. È un voto innanzitutto rivolto alla Madonna delle Grazie di Udine, dove anche in questo momento l'arcivescovo sta proprio celebrando. È innestata questa devozione in quella devozione. Commutata poi a causa delle inondazioni, degli impedimenti che il torrente Torno procurava, commutata poi in pellegrinaggio a Madonna di Monte, a Castelmonte. Ed anche da lì il vescovo Casasola decise proprio a causa di queste vicissitudini nell'anno 1882 che si soddisfasse la prima domenica di settembre quel voto. Noi lo celebriamo poi nel tempo, venuto a modificarsi la data, lo celebriamo in maniera precisa dal 15 di agosto all'8 di settembre. Ecco, siamo qui riuniti proprio per riaffermarlo, per rivolgerci alla Madonna d'aiuto
tempo, affinché non solo a noi egoisticamente, ma a tutti coloro che soffrono a causa di questa epidemia nel mondo, in Europa, nell'Italia, nella nostra regione, trovino consolazione e sostegno. Signore, concedi a noi più riuniti in preghiera di andare oltre i nostri limiti e portaci a vedere e a toccare le nostre debolezze e i nostri difetti per cercare di rimediare. Infondi in noi il coraggio di testimoniare non solo a parole ma con la vita l'amore che è profuso in noi e che ancora ci doni, nonostante i nostri tradimenti, i nostri errori, le dimenticanze, le mancanze con cui troppo spesso ti abbiamo ricambiati. Dio di misericordia, perdona tutti i nostri peccati e donaci la tua salvezza. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio di misericordia, illumina il mio cammino e guidami illuminaci nel cammino e guidaci nelle tue vie di verità eterna. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Dio di misericordia, aprici le porte della sapienza e della saggezza e tramite il tuo spirito di verità vieni a noi con il dono della tua parola di vita eterna. Signore, pietà. Dio di misericordia e amore, manifesta attraverso di noi il tuo amore. O Signore, perdonaci e amaci così come siamo. Amen. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Solo una nota prima di proclamare la parola di Dio che ho ascoltato all'inizio della celebrazione. Qui siamo in pochissimi e già posso rivolgermi al plurale chiedendo anche la risposta liturgica alle invocazioni del celebrante, ma invito i fratelli e le sorelle che a casa assistono a questa celebrazione di rispondere, di partecipare con parola viva alla liturgia. Dal libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corpo e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i tuoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il tuo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al tuo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era furbo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno dell'olio, lo unse in mezzo ai suoi fratelli e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare.
ad acque tranquille mi conduce, mi rifranca l'anima. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Mi ungi di olio il mio capo e il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebre, ora siete luce del Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannate apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, Cristo, Verbo di Dio. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Vangelo sarà proclamato nella forma breve. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina del Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i discepoli e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva questa vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non lo osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cielo: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Ed egli rispose: e chi è il Signore? Perché io credo in Lui. Gli disse Gesù: lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Il brano del Vangelo ci ha appena detto che sotto lo sguardo del Cristo, luce del mondo, gli uomini sono chiamati a prendere posizioni pro o contro di Lui.
E abbiamo ascoltato, alcuni pretendono di vedere e di sapere, ma sono talmente attaccati alle loro vedute umane e misurano, sfidando le opere di Gesù col metro della loro ristretta sapienza. Ecco, siamo chiamati oggi, anche noi, a superare la nostra condizione di limite, egoistica, egocentrica, che tende sempre a mettere al centro se stessi. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. È uno tra i bei salmi che la Bibbia ricorda, uno tra i salmi più pregiati, spesso utilizzato nella preghiera. Questo salmo spunta come una prima solo sulle labbra di chi, dopo l'inverno gelido, doloroso e triste, si rende conto di aver perso tutto e che può ancora, nonostante tutto, affidarsi alla speranza del Dio della primavera per rinascere, superando la ristrettezza della sapienza che pretende di misurare Dio col metro dell'uomo. C'è un voto mortale oggi, il voto che proviamo a causa di questa epidemia. E in questo voto mortale le parole del Salmo sono parole che possono aprirci la mente, aprirci a Dio, perché Lui è l'unico che rimane a fianco, che rimane a fianco a ciascuno di noi, a tutti noi, è l'unico perché mi guida per il giusto cammino. Allora, anche se vado per una valle oscura, non devono alcun male, perché lì è Lui, lì è con me. Il Salmo, sappiamo, la preghiera è ispirata da Dio stesso. Ma oggi, in questo tempo, in questa domenica, in questo tempio, siamo chiamati ad accoglierla con la stessa forza di Dio. Siamo figli di Dio, battezzati, resi figli del Figlio. Con la sua stessa forza allora possiamo accogliere questa preghiera, questo salmo, farlo diventare nostro, per poter guardare oltre e poter affermare che nonostante la prova non manchiamo di nulla. Chiamati ad accogliere questo salmo con la forza di Dio, quel Dio di primavera che guarda alla vita e alla morte in un modo diverso dal nostro. Il Vangelo ci ha detto che la fede è sempre una libera scelta. Posso consentire o no? Si tratta di lasciare allora entrare nella propria vita questo Signore e ritenerlo l'assoluto della propria esistenza, non pretendere di pesare, misurare. La luce di Dio può guidarci oggi in questa oscurità, in questa valle oscura e di conseguenza permetterci il cambiamento. Ma il cambiamento avviene solo se si cambia la mentalità. Il cambiamento avviene solo con la conversione, cioè il passaggio pasquale da una condizione di peccato a una condizione di riscatto, di libertà, che porta a pensare anche in maniera diversa agli eventi, alle cose, alla storia umana. Una luce di Dio che dissipa superando tutte le ombre. Dio ci vede benissimo, Dio ci vede benissimo. Noi troppo spesso no. La nostra è una miopia interiore, spirituale. La nostra cecità ci fa spesso esprimere giustizi affrettati, ingiusti, anche nei confronti di questo Dio, il Dio di Gesù Cristo, il Dio che muore di croce, perdonando i suoi aggressivi. Quel Gesù che ci svela il vero volto di Dio, il volto misericordioso, attento, delicato, rispettoso.
conosce perfettamente, perché le ha condivise sulla croce, le nostre miserie, la nostra fragilità, la nostra povertà. È un cammino progressivo quello di conversione verso la luce, verso la fede. Non siamo qui per chiedere apparizioni o folgorazioni. Siamo qui a chiedere la luce della verità, chiedendo al Signore e rivolgendoci a Maria, sua madre, che siamo qui, mi faccio interprete di tutti i sentimenti di coloro che in questo momento sono presenti attraverso gli strumenti attraverso i social. Siamo qui a lasciare con convinzione spazio nel proprio cuore, spazio a Dio, al Dio di Gesù Cristo, spazio a sua madre che ci guida ancora una volta alla speranza. Allora lasciamo che il Signore ci consigli la luce, lasciamo che la sua parola ci guidi alla verità tutta intera. Le domande, i quesiti, i dubbi anche che abbiamo legittimi ci aiutano in questo cammino a scoprire in Lui il Signore risorto dalle ombre, dagli inferi della nostra vita. E preghiamo, Signore, aiutaci a riconoscere la luce che è in noi e che Tu sei. Esprimiamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. E con la fiducia di questo cieco nato, mendicanti, bisognosi d'amore, avviciniamoci a Gesù e domandiamogli, come ho detto nell'omelia, il dono della luce e il dono della vita. E diciamo insieme: Signore, nostra luce e salvezza, ascoltaci. Signore, nostra luce e salvezza, ascoltaci. Signore Gesù, donaci gli occhi risanati del cieco nato per vedere e riconoscerti in questa Eucaristia come Figlio di Dio e nostro Salvatore. Rendici anche dei segni della tua presenza. Signore, nostra luce e salvezza, ascoltaci. Signore Gesù, ti presentiamo tutti coloro che ci hanno accompagnato e tuttora ci guidano sulla via dell'incontro con te, in modo particolare i nostri pastori. Sostieni nella loro missione e rinnova l'opera della Chiesa nel mondo. Signore, nostra luce e salvezza, ascoltaci. Signore Gesù, che non guardi le apparenze nel cuore dell'uomo, fa che nelle nostre relazioni prevalgano non i pregiudizi, la prepotenza, la malizia, ma la sincerità, la carità e la misericordia. Signore, nostra luce e salvezza, ascoltaci. Signore Gesù, ispira e guida i giovani e i ragazzi affinché si aprano al dono della fede e della speranza e siano attenti alla chiamata alla vita sacerdotale e religiosa. Noi ti preghiamo. Signore, nostra luce e salvezza, ascoltaci. Signore Gesù, accompagna tutti coloro che in questo tempo di prova a causa dell'epidemia soffrono piangendo i loro cari, soffrono nel corpo per la malattia, soffrono nello spirito per la mancanza di affetti e la mancanza di prospettive. Li presentiamo a tutti a te e chiediamo in questa preghiera l'intercessione di Maria, qui venerata come Madonna dell'aiuto. Signore, nostra luce e salvezza, ascoltaci. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto fino ai secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve questo sacrificio, il suo nome, per il bene nostro, di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull'altare e trasformali in sacramento di salvezza per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare le tue grandi opere e rendere grazia a nome di tutti gli uomini, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine qui venerata col titolo di Madonna d'aiuto, ha inaugurato i tempi nuovi, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, Padre, ci ha preparato un posto nel tuo regno. Per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi proclamiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatevi tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calce, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calce del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. In particolare oggi ricordiamo tutti coloro che sono mancati a causa dell'epidemia. Ammetti di godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Lasciamoci guidare allora dallo Spirito di Gesù con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi invito a chinare il capo e anche voi che siete a casa a rispondere Amen ad ogni invocazione della benedizione solenne rivolta al popolo per intercessione della Beata Vergine Maria. Il Padre che vi ha redento con l'olocausto del suo Figlio, a cui associò la Madre addolorata, vi faccia partecipi del grande mistero della salvezza. Amen. Dio che guidò la Vergine Maria sulla strada del dolore al vertice dell'amore crocifisso,
vi aiuti a crescere nella fede fino alla carità perfetta. Amen. Possiate portare in voi l'immagine del Cristo sofferente per condividere al termine della vita terrena la sua gloria immortale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi, qui e a casa, e con voi, con le vostre famiglie, con i vostri anziani ammalati, i vostri bambini in questo tempo di prova, rimanga per sempre a fondare il vostro amore in Dio, nel Dio di Gesù Cristo. Amen. Come tradizione, a conclusione della messa si rivolge da praga per preghiera a Maria, Madonna, qui venerata come Madonna d'aiuto. All'aiuto della Madonna sono ricorsi i nostri vecchi nelle ore più difficili e decisive della storia del Friuli. Alla Vergine Madre di Dio e nostra la ricordiamo anche noi oggi pregandola, che ci aiuti a superare nella fede e nella preghiera questa difficile crisi a causa dell'epidemia che sta provocando crisi economica, crisi morale, crisi psicologica e forse anche religiosa. Ritroviamo in Cristo risorto nel suo Vangelo la via del ritorno a Dio e la riscoperta dei valori cristiani che danno senso alla vita e speranza alle generazioni del domani. Possiamo recitarla, so che tante persone la conoscono a memoria. Santissima Vergine, Madre di Dio, Madonna d'aiuto, a te ricorriamo, sotto la tua protezione ci rifugiamo. Il Dio ha deposto nelle tue mani i tesori delle sue grazie per la nostra salvezza. E tu ne sei amorosa dispensatrice. Per questo con viva fiducia imploriamo il tuo aiuto. Aiutaci a conservare la fede del tuo Figlio Gesù. Allontana da ogni male che possa separarci da Dio. Fa comprendere a noi la dignità, santità e responsabilità del nostro battesimo. Soccorri le nostre debolezze, affinché possiamo sentire, vivere e portare il tuo Gesù nel mondo del lavoro. Proteggi le nostre famiglie nell'amore, nella misericordia, nell'insolute e sacra unità. Benedici i figli di questa tua terra consacrata. Concedi quelle grazie che con fede chiediamo al Signore nostro Gesù. Madonna d'aiuto, non abbandonarci, ma aiutaci nelle prove della vita, in particolare in questo tempo di epidemia, come lo fu per il 1836 e il 1916, fino a raggiungere la salvezza e il premio eterno del cielo in Gesù Cristo, tuo Figlio. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E un caro saluto a tutti coloro che si sono collegati attraverso il profilo Facebook, dal titolo, dal nome, Sei ricordo di Rosazzo, se ringrazio la protezione civile, ringrazio il sindaco che si è adoperato affinché ci fossero tutti questi servizi e ringrazio gli operatori del profilo Facebook Se ricordo se e l'operatore, mi dica il suo nome, Fantini, friulitv.net, per aver consentito a tutti di poter partecipare e condividere questa liturgia eucaristica buona